Carissimi amici collegati, buonasera e ben trovati. In attesa che il simulacro della Santa esca dalla Chiesa, vogliamo salutarvi cordialmente. È inutile nascondervi che io e i miei amici collaboratori siamo particolarmente emozionati al pensiero di potervi offrire questa sera, per la prima volta in diretta streaming, la processione di Santa Maria. Ovviamente il saluto più caloroso va ai nostri compaesani, emigrati che ci stanno seguendo da tutte le parti del mondo. Un carissimo saluto a voi. Da parte mia, di Sergio, Franco e tutti gli abitanti di Nuova Forri, vi giunga il nostro caloroso abbraccio. Sono emozionatissimo. Un abbraccio a Marina, Soso e Bryce e tutta la famiglia Gavillano, nonché la popolazione amica di Agua Santa. Mi sono scritto alcuni passi per non dimenticare nessuno. Anche a loro quest'oggi impegnati nei festeggiamenti in onore di Santa Maria. Sperando di poterci rivedere presto, mandiamo loro un caro saluto da parte di tutta la popolazione di Grano. Come ben sapete, il nostro è l'unico paese in Italia che festeggia questa santa e lo fa negli stessi giorni in cui si festeggia l'Agua Santa. Un pensiero e un caro saluto agli ammalati che quest'oggi non possono essere presenti. A loro sono dedicate le immagini della processione con la speranza di farli sentire parte della festa. Un grande bacio e un abbraccio a loro. La nostra diretta è resa possibile da un servizio streaming gratuito. Di conseguenza ci saranno di tanto in tanto delle interruzioni non date alla nostra volontà, quindi ci scusiamo fin da ora per eventuali interruzioni. Nel caso ognuno di voi voglia accorciare gli spot pubblicitari, può cliccare sulla X che potrebbe essere in alto o al lato dello schermo in maniera tale da levare lo spot pubblicitario e tornare immediatamente sulle immagini. Ci scusiamo inoltre anticipatamente per le eventuali interruzioni, gli oscuramenti, i cali di linea che potrebbero verificarsi durante la processione. Qualora si verificasse, però, vi preghiamo di rimanere collegati. I nostri tecnici provvederanno immediatamente, nel più breve tempo possibile, a ripristinare la diretta. L'ultima preghiera è quella di avere pazienza se in qualche frangente la qualità dell'immagine e dell'audio non sono perfette. È comunque la nostra prima volta. Vogliate per quest'anno apprezzare l'impegno con la promessa che ci miglioreremo di volta in volta. Grazie a voi e buona processione e buona festa di Santa Maria. Barbara, Martina vuole un saluto. Ciao Marti. Ci usata un sarroda, già. Perché adesso dopo la Cina, alla Sedoni, piatta da Savincia, Fernando, Samano. Mexico,
Insomma, siamo sicuri che la figlia di Raffaele, in costume che sta guardando in questo momento in diretta a Trino, il papà vuole rivolgere lei un saluto. Come stai? Tutto bene, guarda, stanno passando anche il buon per spostarmi. Ciao Chica. E di testa. Ma non è non Sofia è lì. Sofia è lì. Continuano ad aggiungerci gli SMS da parte dei nostri emigrati che ci chiedono un saluto in diretta da Villanova Forru. Il nostro saluto in questo momento è per Marco, che ci chiama dalla Germania. Un grande saluto da Santa Marina, Marco. A prestissimo, ciao. La confraternita sta uscendo dalla chiesa, anche il simulacro di Santa Marina in questo momento fa l'uscita dalla chiesa, verrà sistemato tra poco sopra il carrello che la porterà fino a Villanova Forru. Si vede bene. Il cocchio di Santa Marina viene sistemato, pronto per essere portato verso Villanova Forru, trainato dai buoi. In antichità, in occasione della processione, il cocchio di Santa Marina veniva portato sulle spalle da 4 giovani volenterosi ed era considerato un grande onore alternarsi in questo devoto compito. Era sempre comunque un gravoso impegno, reso tale soprattutto dal percorso difficile. Per alleviare questa grande fatica, nel 1960 il signor Luigino Piras, in qualità di presidente della Società dei Pastori di Santa Marina, acquistò un signorile calesse dal signor Federico Mancoso di Luna Matrona, mentre i falegnami Attilio Muri ed Eugenio Piras modificarono la struttura del calesse adattandolo al trasporto del cocchio. È quello che vedete quest'oggi.
Con grande entusiasmo tutta la popolazione lunedì di Pasqua del 1961 ebbe luogo la solenne processione con il cocchio di Santa Marina, ancorato saldamente al carrello trainato dal gioco di buoi, riccamente ornati con le caratteristiche gutturadas, proceduto da numerosi cavalli, anch'essi addobbati con bellissimi ornamenti. Dal 1961 ogni anno, per tutte le famiglie di Villanova Forro che possedevano giochi di buoi o cavalli, era motivo di santo orgoglio e di fede bardare a festa gli animali e sfilare davanti al cocchio di Santa Marina. In questo momento la processione sta partendo, la Santa farà il rituale giro della chiesa prima di intraprendere il percorso verso Villanova Forro. Ci mettiamo Il gruppo di cavalieri che vedete qui di fronte si prepara a scortare la Santa fino al paesino di Villanova Forro. Bardati di tutto punto, i cavalieri sono giunti da più parti della Sardegna, la maggior parte sono di Villanova Forro, ma molti altri si sono aggregati a questo momento di fede legato alla processione della Santa. Il gruppo folcloristico di Villanova Forro apre la processione, accompagnato dalla filarmonica. La confraternita di Villanova Forro subito dietro. I rappresentanti dell'arma in alto uniforme e subito appresso le prioresse con lo stendardo di Santa Marina.
Ah, vabbè, no, beh, per far passare loro. Posto. Secondo me però lo dobbiamo fare troppo salutare, È intensa e suggestiva la partecipazione per tutta la durata della processione. Tutti i fedeli cantano l'Ave Maria in sardo. Il coro degli uomini si alterna a quello delle donne affinché la preghiera sia un'unica melodia, per far sentire alla Santa che ci siamo tutti e renderla felice. Ascoltiamo il coro degli uomini in religioso silenzio. Perdonau debitori nostri, non le città ruita le tentazioni, perdonari, amen Gesù. Salve Maria, vera de gracia, tu Señor con te. Benedicta virtui tre noctus semia, benedicte su brutes intranias tuae. Come ogni anno, il gioco di buoi proveniente da Santo Lussurgiu, di proprietà di Mondino Cabras di Villamar, magistralmente condotto da Efisio Perria e dallo stesso Cabras, seppur addestratissimo, il gioco è molto giovane, infatti ha solo 4 anni di età. I 2 buoi che trainano con disinvoltura il cocchio della Santa pesano circa 10 quintali ognuno. Controlliamo dietro.
Domine